Allora, buon pomeriggio intanto ai presenti, che ringrazio perché il numero comincia a farsi più significativo di volta in volta e questo ci rallega, ci dà conforto, e grazie soprattutto ai due relatori che avrete a distanza e che dopo presenterò, perché oggi parliamo di partecipazione e rappresentazione, strumenti per il coinvolgimento dei cittadini. Dunque, l'idea è di parlare di cartografia, soprattutto di cartografia però partecipata, di strumenti utili a favorire il coinvolgimento appunto dei cittadini in diversi processi soprattutto per il governo del territorio, o anche per affiancare dinamiche diverse che possono essere anche di lotte sociali che hanno bisogno però di conoscere adeguatamente il territorio o da parte degli esperti riuscire a raccogliere ciò che i cittadini conoscono, desiderano comunicare dei propri territori di vita in diversi contesti. L'idea di questo incontro di oggi è però di andare oltre una visione solo strumentale e tecnica di uno strumento come può essere la cartografia applicata naturalmente, una cartografia di tipo digitale, sistemi geografici che ci permettono di poter operare, ma di in qualche modo capire come anche attraverso questi strumenti noi possiamo favorire delle forme di autoconsapevolezza, di conoscenza da costruire insieme tra cittadinanza, tecnici, esperti, decisori, sia a livello locale, sia a livello anche ad altre scale naturalmente. I relatori che abbiamo qui presenti, che sono Federica Burini, che è professoressa di geografia presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi di Bergamo, e che insegna tra diversi insegnamenti anche governance territoriale e partecipazione, per cui proprio o ha insegnato o insegna tuttora. Insegno ancora, sì. Insegna tuttora, per cui capite anche una relatrice che mette insieme proprio la gestione del territorio, il governo del territorio, e dall'altra parte l'importanza dei processi partecipativi, e che ha una lunga esperienza sia a livello locale, nazionale, in Lombardia, ad esempio nel suo territorio, ma soprattutto in altri contesti del mondo proprio, europei e internazionali, e che si è interessata ad esempio ad applicare, a utilizzare gli strumenti della cartografia partecipativa o del mapping appunto collaborativo per processi di rigenerazione urbana, ultimamente per favorire approfondimenti o accompagnare processi che riguardano la promozione di forme di turismo sostenibile. E ha scritto anche nel 2016, è uscito un suo libro che così recita: Cartografia partecipativa, mapping per la governance ambientale e urbana. Massimo De Marchi, che è docente tra i vari insegnamenti anche di metodi di valutazione ambientale presso l'Università di Padova e presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale dell'Università appunto Patavina. Sono entrambi geografi con competenze in parte diverse, anche con inserimenti poi dipartimentali diversi. Anche lui una lunghissima esperienza, soprattutto in campo internazionale, applicando forme di cartografia partecipata anche per affiancare processi in qualche modo di autodeterminazione o di lotte sociali in contesti anche particolarmente critici, come quelli della foresta amazzonica, di cui probabilmente si parlerà dopo. E concludo con tre nodi centrali su cui a mio parere i tre relatori andranno a presentare i loro contributi, che sono appunto la rappresentazione cartografica, la partecipazione e la conoscenza al governo del territorio. Su questi tre nodi si svilupperà la loro riflessione. Come siamo ormai soliti all'interno di questo percorso di Divagando, ci sarà un momento iniziale, circa 20 minuti ciascuno, di presentazione, di lettura in qualche modo o di declinazione del titolo attraverso la loro esperienza anche, e poi ci sarà una domanda successiva e due degli interventi più brevi per lasciare poi l'ultima parte
alle riflessioni dei presenti, sia da casa, insomma, dall'ufficio e qui in aula, e per delle considerazioni, domande a cui loro, i due relatori, poi sicuramente risponderanno. Ecco, tanto grazie per avermi invitato ed è anche un piacere per me essere qui anche con Federica Burini, visto la comune passione che ci lega su queste tematiche. Allora, io cerco di stare nei 20 minuti e parto a presentarvi con questa presentazione. Ditemi se si vede, perché sono abbastanza... Prova a condividere. La vedete adesso? Ancora no. Scusate perché devo condividere il... Allora, questo, eccolo qua. Lo vedete? Credo di sì, e per il momento vediamo MM, ma questo è un buon indizio. E vedete la prima slide? Partecipazione e rappresentazione? Come valutare? Sì, Sì. è questa? Ok. Allora, io ho interpretato l'invito che mi avete fatto ragionando e provando a affrontare un tema che può essere un sottotema del tema partecipazione e rappresentazione, ovvero come valutare il participatory GIS. Partendo da una considerazione. Nonostante il participatory GIS abbia ormai più di 30 anni, noi troviamo nella letteratura moltissime narrazioni di casi di studio e poca riflessione metodologica, teorica. E infatti in questo ringrazio anche il lavoro di Federica di andare un po' al di là delle narrazioni, perché abbiamo... E la cosa che mi imbarazza è che sembra sempre sia nato ieri il Participatory GIS, perché mi arrivano spesso, hai sentito del GIS partecipativo? Ecco, allora questa cosa un po' imbarazza, poi non puoi dire, perché rischi di essere anche lo sbruffone, quello che la sa più lunga. Allora, io insegno, quando siamo partiti col Master in G-Science nel 2015, e siamo adesso alla 7ª edizione, abbiamo subito inserito un insegnamento di GIS partecipativo che tengo io da anni, e quindi la riflessione di fondo è proviamo a capire se riusciamo ad andare oltre alla diciamo collezione di casi, no? Allora, vediamo. Ok, allora io vi parto un attimo dalla mia, io farò una riflessione sia teorica che pratica partendo da casi di studio che riguardano il nostro gruppo di ricerca. Noi abbiamo un gruppo di ricerca che è abbastanza articolato e che si chiama Cambiamenti climatici, territori e diversità, dove abbiamo un laboratorio di G-Science Drone for Good. Abbiamo attivato da un paio d'anni, l'Unione Europea ci ha aiutato con un progetto, un centro di ricerca Jean Monnet sulla giustizia climatica. Abbiamo da anni questo master di secondo livello in G-Science, dove abbiamo puntato a far formazione anche sull'uso dei GIS nei processi decisionali inclusivi. C'è un indirizzo ad hoc del master su questi temi. Gestiamo la magistrale internazionale in Sustainable Territory Development. Con l'Ecuador abbiamo un master di primo livello sui temi del cambiamento climatico, dove dentro lavoriamo i GIS e la cartografia critica, e poi la nostra associazione GISAB che lavora per condividere le conoscenze geografiche con la cittadinanza. Allora, facciamo ricerca in gruppo, siamo un gruppo attualmente di circa 8 persone, e mi piace questa leggenda perché questo ci dà l'idea della fotografia dell'università italiana. L'unico strutturato sono io, tutti gli altri sono precari. Ecco, gran parte della ricerca che si fa nel nostro contesto è una ricerca precaria, e lo voglio dire perché purtroppo è così. Mi pare che il PNR non abbia molte grandi idee, anche perché continuano a venire offerti contratti precari. Allora, la mia riflessione è un po' questa. Proviamo a fare qualche ragionamento sulla valutazione di processi partecipativi, cioè per andare a capire se quello che stiamo facendo realmente genera processi partecipativi. Poi cercheremo anche di capire cos'è la partecipazione, perché è una parola molto vaga alle volte, no? Allora, non ci stiamo andare oltre i casi di studio, perché sì, bello, interessante, ma è 30 anni che si fanno casi di studio. Allora, abbiamo bisogno anche di qualcosa in più.
E partiamo dal fatto che adottiamo un approccio GIS for all, quindi la tecnologia dell'informazione geografica la consideriamo un bene comune e come bene comune la vogliamo trattare, e in questi termini tendiamo e cerchiamo che come master di lavorare prevalentemente con software open source. Ok? Io credo che l'università, sapete, il mercato nell'ambito dei software, nel caso del GIS, è in gran parte in mano a Esri. Non sono un talebano e non facciamo Esri cattivo, open source buono, no, credo che la questione sia molto più complessa, però penso che un ente pubblico come l'università e le università e gli enti pubblici debbano investire anche sull'open source, soprattutto sull'open source per una serie di questioni. Poi ci sono cose che pare che, per esempio, alcuni software proprietari possono garantire, eccetera, però il tema della tecnologia come bene comune, che vuol dire i droni, che vuol dire lo smartphone, che vuol dire i GPS a basso costo, eccetera. Abbiamo una quantità enorme di tecnologia che costa poco, che è accessibile e che è aperta. Ecco, credo che questo sia un aspetto importante. L'altro aspetto è quello dell'informazione geografica. È uscito anni fa un libro che si chiamava All Data Are Local, e sempre l'informazione locale, anche se poi viene centralizzata, e crediamo che l'informazione aperta e condivisa sia un bene comune e vada salvata e condivisa. Chiaramente c'è una lunga tradizione del critical GIS che, in parallelo allo sviluppo del GIS negli anni 90, ha messo in evidenza dalla tradizione della critical cartography quanto il GIS possa essere usato, abbia due possibilità: quello di essere uno strumento di dominio o uno strumento di liberazione. Ecco, questo sta in mano alla ottimizzazione, così le tecnologie possono essere strumento di dominio o strumento di liberazione, e sta un po' come la giochiamo. Allora, quali percorsi d'azione e valutazione possiamo mettere in atto? E ve ne mostrerò alcuni legati un po' alle esperienze che facciamo direttamente. Uno, il tema della formazione e del transformative learning, attraverso il ruolo che le tecnologie dell'informazione geografica e i dati aperti possono avere, perché c'è uno spazio enorme per fare in modo che tutti sappiano usare uno smartphone, non solo per prenotarsi un ristorante e poi essere mappati da Google, che poi userà quei dati e li rivenderà, ma per fare anche altre cose. Ecco, mappare, per esempio, come facciamo con gli indigeni in Amazzonia, le oil spill, cioè le perdite degli oleodotti, le perdite dei pozzi, il gas flaring, eccetera. Quindi come uno smartphone possa essere uno strumento di cambiamento. E quindi la formazione necessaria alle spalle, che spesso è una formazione che non richiede anni, ma può essere anche molto diciamo orientata, ma anche questo non riguarda solo gli indigeni amazzoni, vedremo dei casi. Abbiamo lavorato moltissimo nella città di Padova con utenti della bicicletta, con cittadini, eccetera, perché fare in modo che questo strumento, che gli strumenti che ci portiamo addosso possano fare anche altre cose, credo sia importante. Poi c'è il filone del supporto alle lotte per la giustizia ambientale e climatica, sul quale siamo inseriti, siamo in primo piano, e con diverse politiche, diverse azioni. Chiaramente sono azioni che vanno gestite bene, perché possono avere delle ricadute non facili anche sul piano personale. E poi il supporto ai processi decisionali inclusivi, di cui parlerà molto di più Federica, in cui però volevo solo introdurre una questione relativa alla valutazione. Allora, sulla formazione aperta, qui vi porto un caso di studio della geografia del 2018, in cui abbiamo lavorato alla mappatura della deforestazione amazzonica in due continenti, considerando le 7 ore di differenza che c'erano con l'Ecuador. Abbiamo lavorato con studenti e cittadini e giovani padovani che mappavano la deforestazione in Amazzonia in parallelo con i loro colleghi in Ecuador. Allora, qui noi come gruppo abbiamo un'attività molto attiva. Come gruppo siamo attivi anche all'interno di un quartiere, ci muoviamo con i movimenti sociali di quartiere Portello, Padova, eccetera. È chiaro che tutta questa roba non la finanzia nessuno e fa parte di quell'engagement del gruppo di ricerca, del volontariato che ci mettiamo, della voglia che abbiamo di far questo, e non verrà mai contabilizzata poi in quelli che sono gli indicatori per le diverse carriere universitarie. Non ci interessa, ma è bene che si sappia, insomma, lo condividiamo con i nostri colleghi e poi ci dicono: ma non avete altro da fare? Sì, non abbiamo altro da fare, ci piace
lo facciamo perché ci piace e perché riteniamo che abbia una ricaduta civica importante. Quindi moltissime attività didattiche sono aperte, cioè se facciamo un seminario lo pubblicizziamo, invitiamo le persone, eccetera. È chiaro che tutta questa cosa è molto più complessa, perché se io invito un collega a tenere un seminario, finisce lì, se poi mi invento anche di coinvolgere i cittadini, è un tutto lavoro in più, ok? Però insomma questo credo sia un ruolo pubblico che l'università deve avere, perché l'università è un'università pubblica e la conoscenza è un bene pubblico. E quindi anche alcuni seminari legati al master, abbiamo l'estate GIS, che è un'iniziativa che facciamo durante l'estate, eccetera, eccetera. Qui vedete insomma alcuni di questi momenti della mappatura partecipata che abbiamo fatto insieme, orientata alla formazione, quindi non ha una ricaduta in un processo regionale questa cosa, ma una ricaduta nella consolidare relazioni. E questi vedete i nostri colleghi in Ecuador con gli studenti che sono vestiti con i tratti indigeni proprio per dimostrare insomma anche la loro presenza. Lì c'era anche Alberto che stava facendo il suo dottorato all'epoca, e quindi questo lavoro d'insieme. Ecco, questo lavoro d'insieme in un processo partecipativo poi vedremo, soprattutto di supporto alle lotte sociali, diventa possibile se tu sei una persona e se la tua organizzazione ha una reputazione e i locali sanno che si possono fidare, e questo si ottiene attraverso una lunga presenza nel territorio. Ok, questi sono gli strumenti di campo, ok? E noi ci chiamiamo gruppo GIS Macete, quindi quando si lavora in Amazzonia serve il tablet, serve il GPS, serve il computer, servono anche le mappe plastificate perché poi la batteria ti va via e quindi ecco, servono anche alcuni strumenti come vedete righello e goniometro, ma servono gli stivali, servono le candele, serve la carta igienica, servono i sacchi e serve un bel berretto. Ecco, questo mi piace metterlo perché poi la pratica si fa anche con fatica, insomma non è che avviene così, i dati arrivano come a Google gratis, insomma, ecco, quindi bisogna andarli a recuperare. Allora, direi, per chi si occupa di GIS partecipativo, eccetera, credo che alcuni capisaldi siano da conoscere, magari li conoscete, però per noi sono importanti. Questo lavoro coordinato a John Pickles del 95, Ground Truth, The Social Implication of a Geographic Information System, siamo nel 1995. Lo dico perché sono passati 30 anni, ecco, perché non è nata ieri questa roba. Poi nel 98 questo lavoro interessante coordinato da Lieberman, Moran, Reinfuss e Stern sul rapporto tra people and people, linked in remote sensing and social sciences, quindi il ruolo che ha il GIS, che ha il remote sensing nel creare rapporti transdisciplinari e interdisciplinari. E poi questo che forse è uno dei primi volumi che raccoglie l'esperienza degli anni 90 in varie parti del mondo, Community Participation in Geographic Information System di Taylor e Francis, coordinato da Craig, Harris e Weiner. Siamo nel 2002, non è che mancano, che è una roba di 20 anni fa, no, è una roba di 30 anni fa, perché il volume ha raccolto le esperienze degli anni 90 e esperienze che riflettevano, oltre al caso di studio, anche su alcuni aspetti teorici. Ecco, questo tanto per capire che non parliamo di una roba nata ieri. Allora, noi ci occupiamo di mappatura e di supporto alle lotte sociali per lasciare il petrolio sottoterra. E qui condividiamo una poesia di Nimo Bassey di Cochabamba, 20 aprile 2010, che racconta così: Leave the oil under the soil, in the soil, leave the coal in the hole, leave the tar sands in the land, leave the gas under the grass. Ecco, oggi COP26 per la prima volta si sta parlando di combustibili fossili. Voi sapete che a Parigi il tema non era stato trattato. Ecco, quindi siamo con 11 anni di ritardo almeno da quelli che sono i lavori diciamo di movimenti, ma il ritardo è almeno di 30 anni. Al di là di questo non ci occupiamo solo di narrare le sfighe del mondo, ma anche le cose belle, e quindi supportiamo questo processo che si chiama Cuenca Sagrada, un'iniziativa dei popoli indigeni dell'Ecuador e del Perù per attivare un piano bioregionale di transizione ecologica. Ok, allora, un primo concetto teorico che viene da Ackley e che mappa i diversi livelli di citizen science. Noi geografi la citizen science la chiamiamo volontari geografi, la chiamiamo in altri modi, neogeografi, eccetera. Significa
integrare quella che è il ruolo della ricerca o il far ricerca con quelle che sono domande sociali. Quindi abbiamo un livello 4, noi come gruppo ci proviamo al livello 4 Extreme Citizen Science, cioè facciamo scienza collaborativa a supporto di lotte sociali. Ma molti colleghi anche di altre discipline stanno al livello 1, cioè usano i cittadini come sensori per fornire informazioni che poi la ricerca processa. È già tanto se poi racconteranno qualcosa, però quando parliamo di citizen science, attenzione perché il contenitore è troppo vago. Noi dovremmo dire siamo in livello 1, crowdsourcing, siamo nell'intelligenza distribuita, siamo nella scienza partecipativa o siamo nella scienza cittadina estrema. Ecco, è chiaro che per stare nella livello 4 tu il territorio lo devi conoscere, devi essere un soggetto che ha già fatto delle lotte, devi essere un ricercatore con engagement, devi essere un ricercatore che è un gruppo di ricerca che non si muove con l'aereo e l'automobile sempre condizionata. Usi un bus, usi una barca, vivi nelle comunità, ti conoscono, sanno che non sei lì a raccogliere i dati, fare l'articolo e poi sparisci, sanno che lavori magari non solo in inglese ma anche in spagnolo e che stai dentro a dei processi in corso. Quindi non sei tu che vai a inventare il processo partecipato, ma il processo partecipato è già in corso e ti chiedono, mi dai una mano su questa roba? Ed è bellissimo, perché non mi devo inventare io. Senti, facciamo la conta del numero di punti neri che ci sono nelle ali di farfalle arancioni. Ecco, bellissimo, ma non è questo spesso la richiesta che arriva dalla comunità locale. Allora, noi abbiamo lavorato, questo è un primo articolo uscito nel 2020, in cui abbiamo supportato la campagna Apague los Mecheros, che è una campagna attiva in Ecuador per fare in modo che vengano spenti le torce del gas flaring. In Amazzonia si estrae petrolio, sapete che il petrolio viene accompagnato da gas e acqua di formazione salata, il gas lo bruciano perché come si dice, dispilfarro, si dice in spagnolo, si spreca, cioè c'è così tanta energia che nessuno si preoccupa di recuperarla, per esempio energia elettrica, ok? Viene bruciato con tutta una serie di impatti, oltre che sul cambiamento climatico globale, sulle popolazioni locali, sugli ecosistemi locali, un problema di giustizia climatica prossimale. Bene, abbiamo supportato questa campagna lavorando con dei dati satellitari e lavorando nel campo, poi mostrerò anche altre cose, e questa campagna ha prodotto una sentenza positiva del Tribunale dell'Ecuador che chiede alle imprese di spegnere le torce del gas flaring e che condanna lo Stato e riconosce che lo Stato, bruciando il gas, viola dei principi costituzionali. Estrema soddisfazione che gli articoli siano serviti agli avvocati e siano serviti al giudice per fare una sentenza, perché prima di quegli articoli nessun giudice dell'Ecuador sapeva quante erano le torce, non sapeva dove erano, non sapevano se erano accese o spente, perché questo è il problema, la libertà del dato. Le compagnie hanno i dati e non li danno, lo Stato, il Ministero dell'Ambiente ha dei dati non attualizzati, ok? Quindi la cittadinanza produce informazione per entrare in una lotta. Questo lo trovo fantastico e sono onorato che siamo stati coinvolti, ovvero ci siamo coinvolti, conoscevamo 10 anni, 15, 20 che frequentiamo l'Ecuador, che frequentiamo l'Amazzonia, e quindi questo nasce da un lungo rapporto e dal dire che bisogna andare vicino ai gas flaring a 80 gradi e prendere la temperatura, perché questo è il tipo, che bisogna stare attenti perché i problemi sono vari, insomma bisogna gestire la guardia che esce e che ti dice cosa è lì, insomma tutta una serie di cose, però tutto questo fa parte di una scienza diciamo partecipata e su campo. Allora, passiamo invece ad altre esperienze a Padova, qui i processi di geografia urbana e partecipazione con G-Science e VGI, processi che hanno coinvolto i cittadini. Trovate questo in un articolo uscito sul bollettino dell'Associazione Italiana di Cartografia del 2019. Qui abbiamo lavorato sulla mappatura di piste ciclabili o sulla mappatura di aree urbane abbandonate e poi chiaramente condivisione, messa in rete del dato con dei WebGIS basati sull'ISMAP come open source. Ecco, in questo caso eravamo all'interno ancora di un processo di cittadinanza attiva.
quindi a supporto, in collaborazione, con un lungo rapporto di conoscenza reciproca e di desiderio. Noi come master abbiamo queste competenze, avremo voglia di lavorarci, di cittadini e associazioni stanno lavorando su questo, facciamo sinergia e costruiamo conoscenza del territorio che possa aiutare il dibattito pubblico. Scusate quanti minuti ho prima dei 20? Pochissimi. Quanti? Devo dire che hai già utilizzato quasi tutti, per cui cerca se puoi. Un minuto, va bene, no, ma io perfetto, grazie. Arrivo poi. Poi un altro percorso nel quale siamo, il dibattito sulla monocultura del prosecco e la giustizia socioambientale, un articolo che è uscito che ha creato parecchio dibattito. Stiamo lavorando, sta uscendo un libro sull'uso della tecnologia dell'informazione geografica nella transizione agroecologica. Qui l'idea è quella di fare in modo che la tecnologia di informazione geografica, droni, GPS, immagini satellitari, non sono proprietà dell'agricoltura di precisione, ma sono un bene comune che possiamo giocare nell'agroecologia. Io mi fermo qui, poi se servirà posso introdurre qualcos'altro. Grazie Massimo, gli spunti sono stati molteplici e credo che dopo potrai tranquillamente riprendere e approfondire alcuni aspetti del secondo giro. Grazie veramente. Okay. E passo la parola invece a Federica Burini, Università di Bergamo, che continuerà su questi temi, naturalmente porterà il suo contributo in base anche alla sua lunga esperienza. Grazie Federica. Grazie mille, innanzitutto ringrazio i geografi di Udine, Andrea Guarani in particolare per questo bel invito e anch'io condivido questa prospettiva che bisogna conoscersi anche noi, tra noi geografi italiani, per fare massa critica, per far vedere che comunque c'è tanto lavoro che stiamo compiendo a livello accademico ma anche a livello, diciamo, di coinvolgimento volontaristico, ma comunque che si lega alla nostra passione per la nostra disciplina, direi. Quindi condivido in pieno la prospettiva anche prospettata in questo momento dal professor De Marchi. Mi è piaciuta questo finale sul bene comune e secondo me appunto dovremmo riflettere un po' di più sul nostro ruolo di produrre conoscenza e che questa conoscenza è un bene comune alla fine che si lega ai territori. Allora, ho tentato di rispondere all'input che ci è stato dato dal professor Guaran, cercando di incrociarmi con quanto appena esposto il mio collega, dicendo che parlare di cartografia partecipativa online, questo era l'obiettivo, vuol dire parlare di processi di conoscenza, di consapevolezza, e allo stesso tempo di un complesso rapporto tra democrazia e tecnologia. Quindi innanzitutto vorrei partire dal fatto che quando si parla di cartografia partecipativa, mi sentite? Sì, sì. Perfetto. Quando si parla di cartografia partecipativa dovremmo un po' metterci d'accordo su quale partecipazione intendiamo. La partecipazione è stata spesso considerata sinonimo di fasi molto diverse del processo di coinvolgimento degli abitanti. Mi diverte vedere alcuni processi partecipativi in cui si informano i cittadini di una città o di un quartiere rispetto a un progetto che la città sta avanzando e sotto il titolo della pagina che si chiama partecipazione in città, oppure che la partecipazione sia considerata il momento della consultazione, cioè quando si chiede agli abitanti di esprimere un loro punto di vista rispetto a un progetto e quindi è una consultazione vera e propria, la si traduce con il termine partecipazione. O ancora di più, o ancora peggio, quando la partecipazione viene considerata un elemento decorativo dei processi decisionali, come per dire dobbiamo fare questo progetto territoriale, questo progetto di pianificazione e dobbiamo metterci qualcosa relativo alla partecipazione, ma in realtà non si attribuisce una parte attiva agli abitanti, non si prevede necessariamente il loro coinvolgimento nella fase di progettazione del processo e non necessariamente c'è un esito nella dimensione decisionale dell'azione politica rispetto a quanto si è fatto precedentemente con gli abitanti. Quindi questa visione critica della partecipazione è un po' frutto di riflessioni che nel corso degli anni in Africa piuttosto che nel contesto europeo e in altri contesti appare evidente, ma lo diceva anche prima il professor De Marchi,
abbiamo bisogno di qualcos'altro. Allora, recentemente ho avuto l'occasione di parlare con Jacques Lévy, che è un geografo francese che ha lavorato tanto all'EPFL di Losanna, che adesso si trova ancora a Parigi, di questi temi, e mi ha colpito molto, mi ha illuminato molto particolarmente questa sua visione di una necessità. In realtà lui parla per tutto il contesto dell'Unione Europea, quindi non parla di questioni nazionali ma questioni transnazionali, di pensare a dei nuovi processi di democrazia interattiva, dove con l'aggettivo interattivo lui non intende il fatto che siano online e quindi che siano interattive dal punto di vista digitale, ma che ci sia una democrazia che crea delle interazioni, potremmo dire anche interagente, attraverso un continuo ed immediato contributo della società civile, degli abitanti nella sfera politica. Perché questo? Perché la partecipazione non deve arrivare alla fine, quando il progetto è già stato organizzato, progettato dagli accademici, dagli urbanisti o dai geografi, ma il progetto deve essere co-costruito, e che quindi la partecipazione deve essere attivata sin dalle prime fasi di un qualsiasi progetto territoriale. Questo mi piace molto e si collega anche con l'idea che la partecipazione debba essere abbia sempre una dimensione processuale diacronica, dove l'abitante venga coinvolto sin dall'inizio in modo innovativo, che diventi lui l'esperto da coinvolgere nel processo decisionale, interagendo con i diversi attori della governance. Allora, ognuno di noi ovviamente ricorre a diverse metodologie per fare questo, e quindi io vi dico come io e alcuni altri geografi di Bergamo si sono interessati a questi temi negli ultimi anni, anche pensando a delle metodologie partecipative per attuare la governance territoriale. Quella che noi abbiamo sempre attuato, che abbiamo sviluppato sia in contesti del sud del mondo, come si dice, ma anche se non mi piace questa definizione, sia nel contesto europeo, è quello della strategia SIGAP. Che cos'è? È una metodologia articolata in diverse fasi, che prevede l'osservazione e la raccolta dati, l'elaborazione di sistemi di conoscenza per comprendere meglio le problematiche, le criticità di un'area, identificare dei sistemi di concertazione, cioè individuare insieme agli abitanti delle soluzioni condivise per rispondere a quei problemi, e poi creare dei sistemi di capitalizzazione dove tutto ciò che viene prodotto dalla ricerca, dall'incontro con gli abitanti, eccetera, possa essere reso pubblico e diventare un bene comune per quella comunità con cui si è fatto questo processo. La caratteristica, le basi di questo metodo è da un lato il coinvolgimento degli abitanti in tutte le fasi della strategia SIGAP e l'uso della cartografia in tutte le fasi. Questi due aspetti, quindi il coinvolgimento degli abitanti e l'uso della cartografia in tutte le fasi, sono stati un po' l'oggetto della mia riflessione anche teorica degli ultimi anni. E a questo proposito, ultimamente sta uscendo, non è ancora stato pubblicato, ma sta uscendo in un volume di Bernard de Barbieux e di Ren Hirt, che si intitola Politique de la carte, un mio contributo sulla possibilità di sintetizzare il ruolo degli abitanti nel rapporto tra cartografia e partecipazione. Non ho voglia di entrare nei dati troppo teorici e tecnici, voglio solo oggi esprimere quest'idea che la partecipazione degli abitanti nella produzione cartografica, anche ai fini della governance territoriale, può essere sostanzialmente di due grandi famiglie: una partecipazione attiva e una partecipazione passiva. Lo diceva prima il professor De Marchi. All'interno dell'approccio della partecipazione attiva, noi abbiamo due grandi famiglie di partecipazione: quella volontaria, cioè dove il cittadino in modo volontario partecipa alla produzione di dati geolocalizzati, georiferiti, e quindi in un processo molto più ampio che lo coinvolge. Quindi un esempio tra tutti è OpenStreetMap, ma ci sono tutti i livelli della citizen science del livello 3 e 4 di cui parlava prima il professore, eccetera. E c'è un'altra invece partecipazione attiva che è di tipo sollecitata, cioè non proviene da una partecipazione volontaria degli abitanti che direttamente decidono di impegnarsi in una mappatura, in una raccolta dati,
ma piuttosto vengono sollecitati da un sistema, un progetto di governance, eccetera, per produrre carte partecipative, cybercartografi, sistemi collaborativi diversi nel web, eccetera. Nella famiglia della cartografia invece della partecipazione passiva abbiamo tutte quelle forme di sistemi cartografici derivati, quindi quando Ackley definisce il livello 1 della citizen science, io la colloco nella partecipazione passiva e derivata. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fatto che noi abbiamo dei cellulari che producono dei dati e noi diventiamo dei cittadini come sensori, dice Goodchild, cioè che stiamo in quel momento producendo un dato georiferito, non è che noi mentre ci muoviamo in macchina sappiamo che grazie a un satellite noi stiamo producendo dati che permettono a delle società multinazionali di mapparci e di comprendere dei fenomeni. Lo stiamo facendo ovviamente, cioè noi stiamo partecipando alla produzione di quel dato, ma in modo passivo attraverso delle forme di cartografia derivate, cioè che utilizzano i big data da noi prodotti attraverso i nostri sensori, cioè i telefoni che ci portiamo addosso, che possono essere utili per una pianificazione, per una progettazione, eccetera. Però, come vedete, è solo per darvi un'idea della complessità in realtà del rapporto tra cartografia e partecipazione e tra il livello di analisi che noi possiamo fare di tutte le varie forme volontarie sollecitate o derivate di cartografia che possiamo produrre attraverso la partecipazione degli abitanti. Quello che voglio oggi mostrarvi è un po' quello che abbiamo voluto fare in questi anni parlandovi del territorio bergamasco. Avrei potuto scegliere altri esempi, ho scelto quello bergamasco perché più mi serviva a spiegare qual è la complessità dei sistemi che noi possiamo utilizzare, dei sistemi cartografici che possiamo utilizzare per realizzare dei processi partecipativi legati alla governance territoriale. In particolare mi concentro sull'ultimo sistema che abbiamo realizzato, che è quello che si chiama Città Alta Plurale. Quasi tutti sanno che Città Alta è disposta su due livelli, la città bassa e la città alta. Noi siamo stati chiamati dal Comune di Bergamo nel 2019 ad aiutare ad attivare un processo partecipativo per l'aggiornamento del piano particolareggiato di Città Alta e Borgo Canale. Quindi siamo in piena pianificazione urbana. L'attore principale è il Comune di Bergamo. Il Comune chiede all'università di fare un processo partecipativo per aggiornare il piano e quindi i geografi in questo caso si chiedono qual è il loro ruolo, se è un'operazione solo tecnica, cioè se dobbiamo realizzare dei sistemi di partecipazione per aiutare il Comune a raccogliere dati, informazioni, eccetera, oppure se diventa un'operazione analitica ma strategica per indirizzare le linee guida, insomma, del piano particolareggiato di un territorio che risponda però a dei bisogni degli abitanti. Quindi il nostro ruolo ovviamente è importante. Allora, secondo me è utile richiamare il modello a tripla elica, un modello che ha studiato di Hetzkovitz e Leidersdorf, che hanno studiato la relazione triadica tra università, industria e governo nella società della conoscenza, dove, e qui in Italia la professoressa Lazzeroni, Michela Lazzeroni, che ha studiato in più modi il rapporto tra il ruolo dell'università dentro lo sviluppo territoriale, ed è interessante vedere che l'università può avere un ruolo importante in questa tripla elica che vede l'attore pubblica amministrazione, in questo caso il Comune di Bergamo, gli attori privati che sono tutti commercianti piuttosto che le imprese, piuttosto che altri soggetti che ruotano attorno a un territorio, lavorare insieme per produrre conoscenza e per attivare dei processi di sviluppo. Se si capisce questo ruolo dell'università, e noi ci siamo dentro perché siamo tutti parte dell'università, allora l'università può far comprendere a dei territori come quello per esempio di Città Alta nel nostro caso. Città Alta è, se qualcuno di voi non l'ha mai vista, è la parte più antica di Bergamo ed è sede storica dell'Università di Bergamo. E potremmo dire che senza l'università e senza il turismo Città Alta non sarebbe viva, nel senso che gli abitanti stanno sempre di più diminuendo,
la popolazione è una popolazione universitaria oppure di pendolari che giornalmente si recano in città alta per motivi di studio o di lavoro, oppure sono i turisti. Allora, comprendere questo ruolo di città alta significa attivare dei processi partecipativi in cui non devo coinvolgere solo i residenti che vivono in città alta, ma dovrò coinvolgere anche gli studenti, i turisti, i lavoratori, i city user. Quindi anche capire i territori in cui stiamo operando per dei processi partecipativi è fondamentale per attivare poi dei progetti di mapping collaborativo efficaci, perché anche la qualità degli utenti che noi identifichiamo, la loro tipologia è fondamentale. E quindi capire questa complessità ci fa dire che innanzitutto, adesso vi faccio vedere la metodologia che seguiamo per l'attivazione di questo processo partecipativo, la prima cosa importante è capire quali sono gli attori da coinvolgere. Non entro nella teoria degli attori sintagmatici paradigmatici, ma per dare l'idea che una volta che si inizia a parlare di un processo partecipativo, la fase 0 è quella di identificare gli attori sociali in quel contesto territoriale specifico e soprattutto che deve esistere un attore collettivo, cioè che deve esistere una pluralità di soggetti pubblici, privati, associativi, individuali che si istituzionalizza dentro il processo partecipativo e che possa produrre in modo continuativo un riconoscimento all'interno del processo vero e proprio, perché il rischio qual è? È che si coinvolgano alcune persone senza ben avere idea della loro profilazione, della loro pluralità all'interno del processo e poi si arriva alla fine del processo che o si è dimenticato qualcuno o qualcuno non è stato ben rappresentato. Per fare tutto questo c'è bisogno anche di istituire un luogo della partecipazione, uno spazio web dedicato alla partecipazione e quindi la fase 0 è anche utile a comprendere meglio chi deve essere coinvolto da subito per fare in modo che le fasi successive abbiano sempre al loro interno quel coinvolgimento. La seconda fase, che io chiamo quella 1, è informazione e conoscenza dei luoghi e delle poste in gioco. Spesso si vedono dei processi partecipativi che partono coinvolgendo gli abitanti in focus group, incontri, eccetera, ma senza aver riflettuto prima su quali sono le poste in gioco, su che tipo di territorio, in che tipo di territorio ci troviamo, sull'evoluzione storica di quel luogo, sui bisogni che quel luogo avrebbe per affrontare certe criticità. E quindi tutto questo lavoro che un geografo può contribuire a dare a un'istituzione pubblica come a un comune, come un ente territoriale, è importantissima. E nella fase 1 ovviamente si possono produrre altre cartografie, mapping di conoscenza, anche tridimensionali, si possono creare dei videoclip anche cartografici, come noi abbiamo fatto nel caso di Città Alta, che poi serviranno a creare quelle basi di conoscenza per mettere di fronte anche gli abitanti dello stesso luogo delle conoscenze di base che spesso non si conoscono. Cioè ci rendiamo conto che uno dei difetti della partecipazione è quella di non occuparsi della cultura dei luoghi, della conoscenza più approfondita dei luoghi. E il fatto che molti abitanti abbiano questa cultura ed altri no, va assolutamente recuperata e risolta anche con l'aiuto degli abitanti che sono più diciamo impegnati, che conoscono meglio il territorio o che lo vivono da più tempo e che lo utilizzano da più tempo, per fare quella conoscenza reciproca che è utile in tutti i processi di partecipazione. Dentro questa fase di informazione c'è anche la sensibilizzazione, quindi tutte le forme di coinvolgimento pubblico, individuale, quindi a servizio della comunità per diffondere il più possibile la conoscenza del processo partecipativo, perché un altro problema è quello che spesso nessuno sa che esiste, che sta andando avanti il processo partecipativo, quindi sia l'uso dei social network, incontri pubblici, luoghi dedicati al supporto, al confronto con gli abitanti, eccetera. Solo a questo punto, e come vedete di lavoro nel frattempo ne è stato fatto, si arriva alla fase di consultazione vera e propria dei diversi attori per conoscere gli interessi e i bisogni sul territorio. In questo caso siamo di fronte a due tipi di consultazione,
quella de visu, cioè con incontri veri e propri, reali, con degli interlocutori privilegiati o attraverso assemblee pubbliche o attraverso focus group, cioè incontri tematici focalizzati su alcuni problemi o per affrontare alcune tematiche anche provenienti dalla cittadinanza stessa, escursioni e incontri nei luoghi in cui vanno risolti dei problemi o oggetto di analisi, e supporto tecnico in presenza, cioè postazioni di supporto anche tecnico agli abitanti in alcuni punti strategici del territorio. Tutto questo si fa de visu di fronte agli abitanti, ma c'è tutta la parte online e digitale di cui oggi ci occupiamo, che è tutta quella parte che può essere fatta attraverso appunto il web, questionari, survey, mapping collaborativi, blog o aree di scambio. Tutta questa produzione digitale però va monitorata, va seguita, ognuno di questi sistemi produce delle informazioni e quindi crea una complessità di informazioni che vanno gestite e vanno analizzate. Quindi sia l'una che l'altra, sia quella diretta sia quella online, sono due tipi di consultazioni che danno esiti diversi, che danno informazioni e report diversi, di cui ovviamente un geografo che segue i processi partecipativi deve avere anche la capacità poi di sintesi e di gestione della complessità. Quindi è importantissima la consultazione de visu, ma ovviamente poi durante la pandemia, nel caso di Cittadta, l'abbiamo dovuta sospendere a causa dell'immobilità che abbiamo avuto, quindi l'impossibilità di incontrarci, e quindi abbiamo trasferito, diciamo, questi incontri, queste consultazioni online. Ma ci sono degli abitanti che hanno richiesto di avere le stesse opportunità che c'erano sul web, di averle però sul cartaceo. Per esempio i più anziani di Cittadta hanno detto: io non voglio che voi mi insegnate a usare il web, io voglio fare tutte queste cose su una bella foglio cartaceo. Quindi ci siamo inventati anche delle etichette che avessero le stesse icone che c'erano nella mappa collaborativa online. Quindi ci siamo creati un modo ibrido per raggiungere altre persone che non avrebbero potuto utilizzare il sistema online. Se invece guardiamo l'aspetto invece del sistema online, abbiamo creato il sito cittadtaplurale.unibg.it, direttamente accessibile dal portale del Comune di Bergamo, quindi qui c'è una ibridazione tra il sito del Comune e poi il luogo dove abbiamo appoggiato il sito Cittadta Plurale nel server UniBG, quindi anche qui una collaborazione tra istituzioni pubbliche in questo caso. E poi il sito è vero e proprio, che pone in primo piano nella home page le cose di cui vi ho parlato prima, cioè dei mapping interattivi che mostrano il dinamismo di Cittadta durante le varie ore della giornata, sfruttando i dati prodotti dai sensori wifi disposti e collocati in Cittadta, quindi carte derivate di tipo passivo, oppure anche degli altri sistemi. Perché abbiamo integrato le carte dei sensori wifi? Perché ci siamo accorti che c'era una percezione di Cittadta molto scorretta da parte dei diversi attori, cioè i residenti dicevano che gli studenti e i turisti insomma si vanno bene però fino a un certo punto, fino ad arrivare alla pandemia in cui Cittadta si è completamente svuotata e gli abitanti chiudevano tutte le varie attività, hanno dovuto chiudere tutte le varie attività, non solo perché c'era il Covid, ma anche perché non c'erano più né gli studenti né i turisti. Quindi il fatto di capire che un territorio è un territorio vissuto da tante altre utenze è molto utile nel processo partecipativo. Quindi al di là poi delle proposte provenienti dagli abitanti, io credo che un valore aggiunto dei processi partecipativi, fatti anche attraverso la cartografia, sia quello di produrre delle informazioni inedite agli stessi abitanti che aprono gli occhi rispetto ai bisogni di altri interlocutori che fino ad allora non avevano considerato. La cosa rovesciata invece è far capire che Cittadta però è un luogo di residenza e che quindi in alcune ore della giornata i residenti giustamente non hanno più voglia di vedere i turisti animare le piazze, animare le vie, quindi far capire che esistono bisogni diversi a seconda delle tipologie di abitanti, a seconda delle frequentazioni del luogo nelle diverse ore della giornata, anche prodotto grazie a queste heat maps, è stato molto utile.
Entrando nel sistema vi descrivo un po' come funzionava il processo partecipativo di Città Alta, quindi andando sul sito l'utente doveva loggarsi, trovava la sezione partecipa, nella sezione partecipa aveva un'area di survey relativa a 4 tematiche diverse e poi aveva la parte di mapping collaborativo che era completa la mappa. Inserendo varie proposte nella mappa, automaticamente si veniva a creare la tabella delle segnalazioni dove visivamente si poteva vedere l'inserimento di ciascun utente della propria proposta di mobilità, di accessibilità, di fattori dinamizzanti relativi a Città Alta, e gli altri utenti potevano sostenere o quindi valorizzare le proposte provenienti dagli altri abitanti, con un sistema poi di ranking delle proposte più sostenute, più eccetera, eccetera. Interessante che il survey e la carta collaborativa hanno ruoli diversi, ovviamente. Interessante vedere come una carta collaborativa possa produrre informazione immediata in tempo reale, per cui l'utente vede immediatamente popolarsi tutte le varie opzioni create dagli altri utenti, e nello stesso tempo si può generare un sistema per cui si vede qual è la tipologia di segnalazione prevalente all'interno di un territorio. Per esempio che l'accessibilità è il problema più sentito, articolato poi al suo interno in diverse tematiche, eccetera. Una volta fatta la consultazione, cosa succede? Questa è la fase più delicata, la concertazione, cioè una volta sentito il parere degli abitanti, definire quali sarebbero le soluzioni provenienti dalla consultazione, quindi elaborare un rapporto finale in cui vengano espressi in modo chiaro i risultati della consultazione, anche talvolta in modo positivo, cioè far emergere che una parte degli abitanti vorrebbe una cosa che non è per niente condivisa dall'altra parte degli abitanti, perché un processo partecipativo deve anche mostrare le conflittualità che emergono nell'uso delle risorse o nell'uso degli spazi urbani, e che quindi si possano trovare delle soluzioni concertate di tempi, di spazi, anche questo è molto importante. E poi incontri e focus group per restituire tutti questi risultati affinché poi ci sia una cooperazione finale nel processo decisionale per la vera e propria realizzazione del progetto, in questo caso per la redazione del nuovo piano particolareggiato di Città Alta. Cosa segnalo in quest'ultima fase, che è la fase 4? Dalla mia esperienza, ahimè, pochissime volte si è arrivata alla fase 4, cioè si è arrivati alla fase di consultazione e concertazione e poi la fase di cooperazione è stata presa in mano dall'istituzione che promuoveva il processo partecipativo, quindi in un caso la provincia, in un caso il comune, eccetera. Cosa facevano? Raccoglievano le informazioni provenienti dalla consultazione, le diffondevano, incontravano gli abitanti per illustrarle, dopodiché non si sapeva più niente e il progetto andava avanti senza un minimo di coinvolgimento né dei promotori del processo partecipativo né di coloro che avevano partecipato allo stesso processo partecipativo. Quindi cosa serve sapere? Che nella fase di finale di cooperazione per la realizzazione è fondamentale definire un comitato tecnico che includa coloro che hanno realizzato il processo partecipativo affinché si garantisca, quindi che ci sia un garante della presa in esame degli esiti della partecipazione e un continuo aggiornamento degli attori consultati, perché altrimenti si rischia di avere una cesura tra tutto un processo meraviglioso e creato con gli abitanti e poi l'esito che non ha più relazione con l'esistente. Questo processo partecipativo ha avuto appunto l'idea che è stato realizzato. Sì, ho finito? Ultimo secondo. No, volevo solo dirvi che poiché questo processo partecipativo, vi ho detto, è iniziato nel 2019 e poi è terminato nel 2021, ovviamente ha affrontato anche lui la pandemia, come vi dicevo prima. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo ovviamente integrato la partecipazione di una sezione dedicata a Città Alta in tempo di Covid-19,
creando nuovi sistemi di monitoraggio della situazione di città alta, introducendo nuove domande e nuovi quesiti agli abitanti che erano molto preoccupati e soprattutto continuando la consultazione anche durante la pandemia. Ed è interessante vedere che questo progetto è stato riconosciuto, è stato segnalato all'interno del portale della partecipazione dell'Emilia Romagna come uno dei processi partecipativi che hanno saputo, diciamo, stare in piedi nonostante la criticità della pandemia. Quindi un altro punto che abbiamo imparato è che i processi di partecipazione devono essere molto flessibili di fronte a delle situazioni di crisi e quindi questo l'abbiamo imparato perché appunto ci siamo passati, però forse non è una cosa scontata e anche questo è una cosa di cui riflettere in futuro. Grazie mille. Grazie Federica e scusami se ti ho No, hai fatto bene. interrotto, anzi ho interrotto entrambi. Allora, prima di passare a singole richieste, io vi proporrei un'altra domanda, in qualche modo una domanda comune, alla luce anche di quello che avete detto, avete sottolineato circa gli aspetti positivi, ma anche le criticità che si stanno dietro ai processi partecipativi, alle forme con l'ausilio anche della cartografia digitale. E quello che vi chiedo è, avendo come obiettivi, credo, da un lato la tutela dei beni comuni, dall'altro la crescita del senso civico e della consapevolezza tra i cittadini, avendoli come obiettivi davanti a noi, se in prospettiva quali sono le opportunità del mapping collaborativo, di tutto quello che ci avete in qualche modo sintetizzato attraverso le vostre esperienze, per favorire effettivamente delle forme di reale democrazia. Cioè che, secondo voi, in prospettiva, pur essendo, come diceva Massimo De Marchi, già qualcosa di cui si parla da alcune decine d'anni, ma in realtà le criticità ci sono e i pericoli sono sempre dietro l'angolo, e lo abbiamo visto anche dall'ultimo intervento di Federica, quando dice poi la fase finale in qualche modo viene assorbita direttamente dal committente pubblico, ad esempio, che sia la provincia, sia la regione, eccetera, e non c'è questa effettiva poi partecipazione in campo anche deliberativo, insomma, i processi deliberativi da parte della cittadinanza. Allora, in prospettiva, anche queste modalità innovative dal punto di vista tecnologico abbinate alla cartografia, che prospettive hanno per un'affermazione di una reale democrazia? Grazie, se entrambi volete darmi e così magari potete riprendere anche alcuni temi, ovviamente interventi più brevi per dare poi spazio a domande che sicuramente ci saranno da parte dei presenti. Non so, io sto provando a ricondividere, non so se me lo vedete. Sì, vediamo. Sì, si vede, Massimo. Allora, io intanto ringrazio perché il contributo della collega è stato fondamentale per mettere a fuoco alcuni temi. Io volevo toccare questo aspetto, cioè diciamo che tutte le cose di cui stiamo parlando, anche la criticità dei processi partecipativi, sono conosciuti, nel senso che il manuale Consensus Building, che è un po' un caposaldo sui processi partecipativi, anche quello ha più di 20 anni. E quindi tutte queste cose della criticità della fase 4, della cooperazione, quando il prodotto della cittadinanza viene riconsegnato all'amministrazione e nella maggior parte dei casi viene messo in un cassetto, questo è un tema che conosciamo da quando nel 92 è partita l'esperienza dell'Agenda 21 locale e abbiamo avuto un sacco di esperienze purtroppo così deluse, no? Allora, abbiamo pubblicato lo scorso anno un articolo sempre sull'uso e sulla valutazione di processi partecipativi, portando, noi abbiamo valutato un processo partecipativo dal basso, ok? Non dell'amministrazione, per dire volontario, quindi non attivato da un'amministrazione come ci mostrava. Noi abbiamo questi tre grandi filoni, no? Sicuramente c'è quello che nella tradizione si chiama
Participatory GIS e Public Participatory GIS, ovvero il processo partecipativo che nasce dai cittadini che vogliono toccare un tema di rilevanza, oppure il processo partecipativo che viene attivato da un attore pubblico che deve prendere una decisione inclusiva. Allora, c'è questo bellissimo libro del 2001, per dire che sono passati 20 anni, di Jankowski e Nairgis, che mettono insieme una riflessione molto interessante su quella che dovrebbe diventare un processo partecipativo che possa utilizzare il GIS. Si chiama Geographic Information System for Group Decision Making toward a Participatory Geographic Information Science. Ok, direi questo perché non sono robe nuove, quindi anche le risposte le troviamo nell'esperienza. Cioè mi occupo di cooperazione internazionale, di progetti di sviluppo, cioè noi ormai sappiamo da 50 anni cosa fa in modo che un progetto non funzioni, ok? Nonostante tutto si continua a farlo. Mi occupo di valutazione di impatto ambientale, la valutazione di impatto ambientale è nata nel 1969, ha più di 50 anni e nonostante tutto ritorniamo a vedere gli stessi errori. Allora, ci sono 3 temi importanti quando si ingenera un processo partecipato che in Italia è stato introdotto dal confronto creativo di Marianella Sclara, per esempio, che è il pubblico da coinvolgere, i processi da attivare e i risultati. Allora, io qui semplificherei, cioè quando noi mettiamo in moto il processo partecipativo per realizzare un piano, non produciamo solo un risultato sul piano, ma la cosa più importante è produciamo risultati sociali che sono tendenzialmente fiducia nella democrazia e nello stare insieme, fiducia nella cittadinanza, fiducia nelle istituzioni. Quindi se fallisce un piano, noi non abbiamo solo perso il piano, ma abbiamo perso un'altra roba, che sono i risultati sociali, che sono molto più importanti. E questa cosa alle volte bisogna spiegarla bene ai nostri amministratori, perché non è sempre chiaro. Ok, e perché alle volte hanno paura che mettere in moto un processo partecipativo gli porti via il lavoro, ma invece no. Ok, oppure a me capita quando metto in moto i processi partecipativi che arriva l'assessore o il presidente del parco e mi dice: ma chi è sta gente? Io non l'ho mai vista. Ho detto: dovresti essere contento, dico che vedi gente nuova rispetto a quella che di solito vedi. Ok, credo che questo sia anche un altro aspetto, che significa quindi mappare gli attori, aspetto che ha ben evidenziato la professoressa Federica Burrini, perché la mappatura degli attori ci si dimentica sempre qualcuno, o anche qualcuno non sia proprio piacere che venga, ma poi se non lo inviti all'inizio arriva alla fine e ti rompe le scatole, quindi è meglio avertelo subito. Ok, quindi quello che si pensa di risparmiare prima poi lo paghi dopo. E qui i costrutti della convocazione sono essenzialmente 3. E uno sono la capacità che ha l'istituzione di influenzare il processo. Ok, quindi un'istituzione autorevole può far partire un processo autorevole. Un'istituzione non autorevole fa fatica a far partire un processo autorevole. Però, attenzione, un'istituzione non autorevole può guadagnare autorevolezza se si gioca la partita. Ok? Quindi attenzione, perché il tutto è interattivo. Cioè stiamo parlando di una teoria della strutturazione dietro. L'influenza del gruppo che coinvolgi, perché anche qui chi coinvolgi, chi non coinvolgi, chi ti dimentichi, chi non vuoi coinvolgere, eccetera. E poi l'uso delle tecnologie. Ma come se vedete, il tema della tecnologia, come mi è piaciuto molto il contributo di Federica, rischia di essere alle volte solo decorativo. Abbiamo usato il partecipativo, ma se hai un argomento del cavolo e fai discutere alla gente il colore delle panchine di un parco, non qual è l'area di parco pubblico che vuoi lasciare, ok? Se coinvolgi solo il gruppo pensionati e ciclisti e lasci fuori i gruppi più antagonisti, cioè puoi metterci tutto il GIS che vuoi, ma non funziona. Ok. Poi c'è il processo, e nel processo una cosa che noi geografi sappiamo bene è il concetto di appropriazione, il concetto di legarsi al territorio, il concetto di sentirlo suo, il territorio. Se questa roba non la mettiamo in moto, e qui dobbiamo fare generare 3 processi di appropriazione: quello del compito, il piano del parco, il processo partecipato, quello del gruppo, ok, e in qualche modo è quello del processo che stiamo mettendo in moto, ok? E queste sono cose molto importanti, perché se ne perdi qualcuna, il processo non va in fondo, ok? I risultati li abbiamo visti. Jankowski e Nairgis, che hanno individuato 25 item, quindi tu puoi costruire una checklist con 25 item
e andare a vedere se tutti questi aspetti li hai toccati. Io ho messo in evidenza in rosso quelle che sono le cose che più riguardano la partita del GIS. Ma come vedete, il problema del GIS rischia, cioè fa poca differenza che io poi la gente li faccia disegnare per terra come in Africa, e disegnare con le conchiglie come in Mauritania, gli faccia fare perché funziona molto meglio. Cioè, inutile ragazzi che ce la smazziamo sul smartphone, la gente lo smartphone lo usa per chattare, cioè, quando gli dici di fare partecipazione la vede una roba difficile. Ti raccogli molta più roba andando in piazza e facendo disegnare sulle carte e poi portando quella roba in un GIS che non aspettando che ti mandino la richiesta con lo smartphone. Cioè, inutile, dobbiamo dirci, funziona tutto, ma alle volte il contatto diretto, altre forme sono più efficaci. Quindi, come vedete, in questi 25 item probabilmente 5 hanno a che fare con il GIS e la tecnologia, il resto ha a che fare con cose che conosciamo da migliaia di anni e che rappresentano l'umanità: la fiducia nelle persone, l'essere incluso o escluso, l'aver generato un processo in cui io mi sento dentro questo territorio, non mi sento solo un ospite così, eccetera, il fatto che io mi fido delle persone, il fatto che ho delle regole in cui posso esprimere, eccetera. Quindi direi che questi aspetti qua sono per noi estremamente utili, perché poi torniamo all'ABC. Allora, noi il setting del GIS partecipativo possiamo avere 4 grandi tipologie, sempre Jankowski e Analogis. Lavoriamo con altri materiali, poi qualcuno porta nel GIS. Io ho lavorato con 4 tipologie diverse di strumentazione in base a dov'è. Allora, se non ho la connessione, ma non devo andare in Amazzonia, posso andare anche a Burano. A Burano non c'ho la connessione e quindi ho dovuto lavorare col modello 1. Quindi carta e dopo buttare sul GIS. Oppure un GIS facilitato, lavoravamo in gruppi e c'era un esperto di GIS e la gente a Verona gli diceva butta qua, butta là, carica questo, carica quello, e la gente riusciva a vedere immediatamente cosa faceva il tecnico, che non lo fa in una stanza separata e poi ti porta la carta, ma costruisci la carta al momento attuale. Poi puoi lavorare con più gruppi, anche qui devi avere, ragazzi, però bisogna avere tecnologia, bisogna avere macchine, bisogna avere wifi, cioè non le abbiamo neanche l'università alle volte, e i laboratori bisogna fare le code alle volte, quindi alcuni processi noi dobbiamo chiaramente adattarli nel contesto in cui ci troviamo. Tutti i partecipanti usano hardware e software, oggi li riusciamo a fare con gli smartphone. Dico semplicemente una cosa: l'Associazione Internazionale della Partecipazione Pubblica individua 5 livelli di partecipazione. Allora, io chiamerei partecipazione solo ciò che è empowerment e cooperazione. Le altre cose le dobbiamo chiamare con i loro nomi, perché se no facciamo confusione. Allora, un conto è l'informazione in 2 sensi, un conto è la reale possibilità di decidere. Cioè si ha partecipazione solo quando si ha reale possibilità di decidere. Io dico sempre agli amministratori: guardate che voi avete un tool di metodi, cioè non è che dovete sempre fare finta o essere sforzati e fare partecipazione, potete anche fare una bella roba e la comunicate e vi prendete la responsabilità, basta che siate chiari nei termini che usate. Cioè, volete prendere una responsabilità, prendetevela. Cioè, io non voglio che mi faccia partecipare a raccogliere la neve il mio sindaco a Roncegno, che mandi il trattore, che paghi e che poi a fine anno mi faccia rendiconto, perché se è sempre suo cognato che spalla la neve mi scoccerebbe un po'. Ecco, allora questo processo partecipato, vieni a neve, no, fallo fare all'impresa e metti a budget, ok? Usi un sistema di reporting dell'informazione pubblica e a me va benissimo. Ok, mi interessa invece che tu mi faccia partecipare quando decidi di fare il piano delle malghe. Allora, su quello io voglio dire qualcosa. Ecco, allora io credo che l'amministrazione non debba giocare, debba essere onesta e chiara nel momento in cui attua un processo partecipativo. Che sia una partecipazione di sostanza, che sia una partecipazione dove la gente può decidere, perché quello che si perde alla fine non è il piano delle malghe o la Carta Europea del Turismo Sostenibile, è la fiducia della gente, la fiducia nelle istituzioni, eccetera. Ecco, credo che questi siano forse quegli elementi di ABC istituzionale, di galateo istituzionale, di galateo del vivere comune, che forse ci dobbiamo dire. Che ci sia GIS o che non ci sia GIS, che ci siano le carte o che non ci sia lo smartphone, non cambia niente, il problema è ancora a monte di costruzione di fiducia tra amministrazione e cittadinanza. Ok, noi abbiamo un sistema democratico nel quale diamo a qualcuno delle responsabilità, non vogliamo solo andare 5 anni a votare, quindi dobbiamo generare un processo partecipato, oppure quando si attivano delle istanze di base che
mettono in discussione delle decisioni. È tutto il caso di conflitti ambientali. Ecco, questi sono gli spazi sui quali possiamo agire, e credo che l'elemento centrale di tutto questo sia l'onestà, la trasparenza e chiamare le cose per come si chiamano. Cioè, come dire, noi non siamo obbligati sempre, lo dico all'amministrazione, a fare un processo partecipato. Si faccia quando serva, si usi cum grano salis, cioè quando serve, perché alcune cose si risolvono con altri strumenti di governance, il reporting, l'informazione, eccetera. Grazie. Spero di essere stato nei 10 minuti. Grazie Massimo per questi ulteriori elementi di riflessione. Prima di passare la parola a Federica, mi viene in mente che noi, nel nostro piccolo, abbiamo però partecipato a un percorso utilizzando anche metodologie partecipative per quanto riguarda la costruzione del piano di paesaggio a livello regionale, ed effettivamente ci siamo resi conto di come in alcuni casi abbiamo tradito le aspettative delle popolazioni, perché dovevamo ritornare sui territori, invece l'amministrazione a un certo punto aveva altre tempistiche e ci ha in qualche modo impedito di tornare sui territori, e questo naturalmente è una cosa che poi va proprio a ledere quel rapporto di fiducia di cui parlava prima Massimo. Per cui a te la parola, Federica. Grazie. Grazie mille. Allora, abbiamo detto tante cose e anche mi sembra di aver capito che siamo tutti nello spirito critico, insomma, che condividiamo uno spirito critico forte. Rispetto alla tua domanda, direi che ci sono dei piani su cui c'è bisogno di lavorare molto, e penso che ce ne siano almeno 2 o 3 su cui lavorare. Il primo è il piano giuridico. Ci sono dei territori italiani in cui la partecipazione viene istituita, viene regolamentata da delle leggi regionali, quindi stiamo arrivando a dei livelli importanti giuridicamente parlando rispetto alla partecipazione. Ci sono dei territori che non hanno nessun tipo di regolamento rispetto alla partecipazione. Allora, abbiamo dei regolamenti comunali, quindi a scala di comune, in assenza magari di leggi regionali sulla partecipazione. Quindi, come vediamo, anche a livello pubblico, se non c'è un quadro giuridico di riferimento chiaro, preciso, istituzionalizzato, è alla decisione del singolo che si trova a fare il sindaco, che si trova in una giunta a decidere se applicare o meno questo progetto, questo processo di partecipazione. Quindi parliamo di cose che possono essere bellissime, ma se tutto sta alla decisione di un singolo, perché non c'è un quadro giuridico che assicura per i cittadini il fatto di partecipare a dei processi di partecipazione, parliamo, insomma, potremmo anche fare altro, voglio dire. Invece ci sono dei paesi del nord Europa, ma anche in Canada, eccetera, dove da decenni il fatto che i processi siano istituzionalizzati da tempo dentro dei framework giuridici specifici ha garantito una cultura della partecipazione che viceversa molte istituzioni non hanno, ma perché non c'è la richiesta e l'obbligo di doverlo fare, e quindi sta al buon cuore o all'intuizione della persona che in quel momento deve prendere delle decisioni. Quindi questo è un punto critico che secondo me nel nostro paese dovrebbe essere affrontato. Un secondo punto critico è la tempistica, che è legata ovviamente al primo punto, cioè se per un amministratore non vi è un quadro giuridico specifico di realizzazione di un processo partecipativo che garantisca tutta una serie di cose che noi ci stiamo dicendo da tempo, come dice giustamente Massimo, da 30 anni, è perché se posso evitarlo è meglio, perché mi prende tantissimo tempo. Probabilmente mi costa poco, perché non è detto che abbiano dei costi alti di gestione i processi partecipativi, ma in termini di tempo è un costo sociale altissimo, e la nostra società contemporanea italiana non valuta questo come un fattore positivo, il fatto che un processo duri tempo e che non risponda immediatamente ad una necessità di pianificazione. Mentre è molto più facile, molto più comodo
non fare un processo partecipativo perché posso arrivare al risultato in breve tempo, che poi il breve è un po' relativo, ma comunque tempo molto più breve che se avessi fatto un processo partecipativo. Quindi il fattore temporale è un fattore cruciale, secondo me. Nel caso invece riuscissimo a rientrare in un ambito di garanzia istituzionale diverso, ovviamente seguirei e quindi mi ispirerei molto agli studi che vi dicevo prima che stanno facendo il gruppo di Jacques Lévy, perché mi sembrano quelli più innovativi e interessanti, che sono appunto quelli relativi alla democrazia interattiva. Cioè percorsi innanzitutto di sviluppo diacronico della partecipazione sin dalle origini dell'ideazione di un progetto, quindi anche questo, il fatto che diventi automatico coinvolgere delle figure di riferimento di un territorio nel momento in cui si debba attuare un progetto territoriale importante, e poi l'assoluta flessibilità, che è un'altra caratteristica che Jacques Lévy sottolinea, che è un po' legata a quello che diceva Massimo, cioè non è detto che noi dobbiamo sempre utilizzare le tecnologie, dipende dal contesto, dipende da chi coinvolgiamo, anche il numero di persone coinvolte. Quando diciamo questo processo partecipativo non ha funzionato perché ha coinvolto solo 100 persone, ma le 100 persone, a seconda dei contesti, a seconda di quello a cui devo arrivare come risultato, possono essere importantissime quelle 100 persone. Dipende anche se quella persona difende gli interessi di un'associazione che magari comprende al suo interno 500 persone, dipende da se quella persona difende gli interessi di un'intera comunità, dipende da tanti fattori, e quindi ancorarci a dei numeri che non hanno senso è un altro rischio della partecipazione. Spesso si parla molto di numeri, ed è facile farlo con le tecnologie perché io posso dire che erano connessi migliaia di utenti, dopodiché questi migliaia di utenti erano semplicemente passati dalla pagina, ma nessuno di loro è entrato in profondità, ha letto di cosa stiamo parlando e ha risposto a tutte le domande che noi gli volevamo fare. Quindi anche questi aspetti possono essere utilizzati e pilotati in modo diverso. Sta a noi, se siamo coinvolti in questi processi partecipativi, quindi qua l'ultimo punto che volevo affrontare era quello della responsabilità rispetto al bene comune, cioè che tutti noi nel momento in cui veniamo coinvolti in questi progetti dobbiamo sapere, appunto, dobbiamo essere consapevoli e ricordarci queste cose di cui abbiamo parlato oggi, perché abbiamo una responsabilità sociale e perché tutto ciò che viene prodotto dal processo partecipativo di fatto è un bene comune, è un bene della comunità. E come tale è il bene prezioso che noi stiamo producendo, al di là dei numeri, al di là della quantificazione numerica del risultato del processo partecipativo. Grazie Federica per questi ulteriori elementi, e adesso si apre la possibilità di eventuali richieste di chiarimento, approfondimenti, interventi da parte sia di chi ovviamente è da casa o dal proprio luogo di lavoro, che magari non conosco direttamente, vedo solo i bollini, e chi c'è già una domanda, ecco, per cui se vuole intervenire può farlo. Salve, ecco, mi vedete? Claudia, Salve, io sono un'infiltrata nella vostra riunione. Io sono una giurista, sono ricercatrice di diritto pubblico e lavoro al Dipartimento di Scienze Giuridiche. Siccome insegno legislazione dei beni culturali, mi occupo di paesaggio e di piani urbanistici, e quindi sono stata molto incuriosita e ho deciso di ascoltarvi, e vi ringrazio tantissimo per questa opportunità. E dico due cose velocissime. La prima è un'osservazione. Io non mi occupo di democrazia diretta, ma avendo studiato e studiando diritto europeo, la partecipazione ha avuto, come dire, grandi fasi di passione nella letteratura, un po' quello che raccontavate voi da geografi, soprattutto negli anni 90, come partecipazione diretta per vivificare il rapporto con le istituzioni europee, e grandi fasi di enorme delusione, quindi è come se ci fosse un andamento altalenante. Oggi ha fasi, come dire, di vitalità. Per esempio nei beni culturali c'è una nuova convenzione che si chiama Convenzione di Faro, che parla delle cosiddette comunità di cultura,
e suggerisce che il riconoscimento del valore di un certo bene derivi da come la comunità, diciamo, lo fa proprio, se ne fa cura. Questa è una premessa. La domanda che vi faccio è polemica, cioè critica, nel senso, per sollevare un dibattito. La prima cosa che volevo chiedere, ma avete già risposto, è se secondo voi le leggi attuali, specialmente in materia urbanistica, sono adeguate, e la risposta è stata no, perché non c'è un quadro normativo chiaro. La seconda domanda è, nella vostra esperienza, non pensate voi che, per quel che riguarda la fase 4, cioè il mancato coinvolgimento dei cittadini nella decisione, nella deliberazione, possa accadere che la pubblica amministrazione abbia altri interessi, in senso sano lo dico, di cui tener conto? Cioè, la domanda è se il processo partecipativo è in grado di sviluppare e articolare tutti gli interessi pubblici che sono alla base di una pianificazione, o se invece esistono degli interessi di cui la pubblica amministrazione si deve fare carico, lo dico in senso positivo, cioè nel senso che ne è positivamente responsabile, che non si vedono. Grazie. Io posso rispondere a questa tua domanda, grazie. Allora, io ho detto che l'amministrazione può anche decidere che una cosa non va a processo partecipativo, ma deve essere onesta però, perché è inutile che tu metti in moto il processo partecipativo e poi dici ah no, adesso tengo conto delle cose. O hai sbagliato il processo partecipativo, o non sei stata onesta, o ti sei dotata di esperti di processo partecipativo non adeguati. Cioè non è che tutti possono fare il processo partecipativo. Il processo partecipativo va prima ben pianificato. Devi capire cosa vuoi mettere in discussione. Cioè il classico piano urbanistico, nessuno gli piace farlo partecipato, ok? Ma se lo vuoi fare partecipato devi essere chiaro su cosa è partecipato, su che componenti. Cioè io credo che qui sia un problema proprio di design del processo decisionale. Cioè l'amministrazione deve avere chiaro cosa vuole fare, dotarsi di esperti, perché non si può pensare che la partecipazione sia gratuita, quindi tu chiami l'architetto di grido e girano i centinaia di migliaia di euro e la partecipazione si deve fare con 4.000 euro. No, deve essere onestamente fatta con competenze e professionalità. E quindi io ho visto errori di progettazione del processo partecipato, ho visto errori invece di esecuzione del processo partecipato perché chi lo ha fatto non era competente, ok? Quindi la cosa che tu dici alla fine vuol dire che c'è un errore di progettazione del processo partecipato. Molto semplice. Se no, io credo che l'amministrazione nella sua autonomia, e credo che l'amministrazione debba decidere cosa vuole partecipare e cosa no. Ecco. Poi faccio solo un accenno, mi occupo di valutazione di impatto ambientale. Le normative di valutazione di impatto ambientale sono abbastanza poverelle, però non sempre si conosce, per esempio, che c'è la possibilità di chiedere l'assemblea pubblica in un processo di partecipativo. Allora, non è che è un gran processo partecipativo, però usare tutti gli acceleratori possibili che hai dentro le norme già poverelle può essere già qualcosa. I sindaci spesso non conoscono minimamente come funziona la normativa di valutazione di impatto ambientale, ma anche le associazioni ambientaliste, per esempio. Ecco, io credo che quindi ci sia un ruolo fondamentale di far formazione. Io ai miei studenti di valutazione di impatto ambientale, secondo anno della magistratura, punto su questi aspetti qua. È vero che la norma è povera, ma usate tutti gli strumenti che ha. Ok? Per esempio, è vero che molte norme, anche le urbanistiche, sono povere, chiedono le osservazioni, ma spesso non arrivano neanche le osservazioni. Io ho conosciuto una responsabile di un'agenzia per l'ambiente inglese ancora nel 1994 che aveva fatto un progetto europeo per formare i cittadini a fare le osservazioni e gli studi di impatto ambientale. Capite che anche questo diventa un aspetto importante, perché non arrivano neanche le osservazioni. Arrivassero le osservazioni circostanziate alle volte, no? Allora, io sono convinto che non basta, perché quella non è partecipazione. Okay? Però mi rendo conto che gli spazi sono di varia natura, insomma. Ecco. Questo
quanto penso io, quindi se Federica vuoi aggiungere qualcosa, giustamente la tua esperienza sul caso di Bergamo credo sia emblematico. Innanzitutto ringrazio la giurista di essere tra noi, magari avessimo sempre la giurista con noi. Esatto. Perché noi abbiamo due belle leggi regionali, quella dell'Emilia Romagna e quella della Toscana, che sono un po' dei fari. Hanno la figura del garante, hanno grandi, poi parlando con dei colleghi sia toscani che emiliani, loro mi dicono ma no, ma in effetti da noi non è che la partecipazione poi funzioni meglio che a Bergamo, quindi poi non lo so, perché poi bisogna studiarli anche i processi veramente, però da un punto di vista giuridico io dico, se mi fermo al piano giuridico, io dico Madonna, quando leggo queste leggi mi si illuminano gli occhi, perché da un punto di vista potenziale, vivere in un territorio che ha delle leggi tali per cui ci siano delle garanzie, io credo che sia già molto. Per esempio il codice degli appalti che noi abbiamo in Italia, sono andata a vederlo, a studiarlo, e prevede il dibattito pubblico solo per quei lavori grandiosi, con grandissime opere che superano un livello di finanziamento tale per cui tu debba muovere un sacco di finanziamenti, ma se tu scendi di 10.000 euro rispetto a quelle grandiose cifre, non rientri più nel range, quindi non devi fare un dibattito pubblico come è successo nel caso TAV, come è successo in altri casi italiani emblematici che poi hanno creato conflittualità, eccetera. Quindi in realtà stiamo parlando di cose importantissime, cioè che si legano proprio anche poi alla conflittualità sociale, cioè quel tema della fiducia di cui si parlava prima. Non è una cosa perché abbiamo voglia che la gente abbia fiducia, ma perché poi se non si risponde a dei bisogni degli abitanti poi nascono i conflitti poi sono pesanti. Rispetto specificatamente alla domanda, nell'esperienza che io ho avuto di diversi processi partecipativi a Bergamo, ce n'è stato addirittura uno in cui tutto il lavoro di consultazione fatto non è entrato nel dossier finale che era finalizzato a una candidatura di Bergamo a capitale europea della cultura. Quindi, quando ho letto il dossier e non ho trovato gli elementi provenienti dal processo partecipativo, voi immaginatevi la mia completa desolazione. E quindi anche una volta che tu spieghi alle istituzioni, ma guardi che noi abbiamo articolato il processo, era chiaro dall'inizio, avevamo fatto tutto un framework, loro dicono sì, però alla fine sa com'è, insomma, trovano delle scuse per non inserire delle cose che non sono decorative, anche perché poi la Commissione europea, quando ha valutato la candidatura, ha detto che mancava il processo partecipativo, che era uno dei criteri di selezione delle città. Quindi capite bene che non stiamo parlando di fronzoli, stiamo parlando del senso delle cose, però appunto secondo me manca proprio il piano giuridico, perché il piano giuridico ci tutelerebbe un sacco, quindi benvenuta nel gruppo. Sì, dico anch'io grazie e benvenuta. Poi tu sai da giurista. Grazie mille a voi. Tu sai da giurista però che spesso ciò che capita è che alle volte basta aver realizzato la pratica più che essere entrati nel concetto. Per esempio, nella valutazione ambientale strategica, l'unica ragione per cui un piano possa essere rigettato è che non sia stato realizzato il processo di valutazione ambientale strategica. Ma se poi la valutazione ambientale strategica dice che il piano va bene, non entra nel merito, nessuno gli dice niente. Ok, attenzione, perché poi la norma, da un certo punto di vista, rischia di essere anche una tutela per lavorare verso il basso che verso l'alto. Infatti, la cosa che io sono importante avere le norme dall'alto, però giustamente i colleghi della Toscana ci dicono sì, però alle volte si fa la norma, cioè ci chiedono... Sì, perché nella norma bisogna mettere i contenuti, Massimo. Lo so, ma sai bene... Perché spesso le norme hanno dei criteri tecnici e non qualitativi che solo forse noi geografi possiamo contribuire a dare e che spesso mancano nella giurisdizione. Sì, infatti questo è uno dei temi, che però chi fa la norma magari cerca di essere troppo restrittivo. Ecco. Però, sì. È anche una questione culturale, come dite voi, cioè se in Toscana, la Toscana ha in moltissimi ambiti delle bellissime norme, l'Emilia Romagna lo stesso, ma non è detto che l'effettività poi sia reale,
perché è una questione culturale. Cioè spesso quello che intendo dire è che ci sono processi partecipativi, voi prima parlavate di processi volontari, cioè non indotti da una pubblica amministrazione e non previsti dentro un processo, per esempio, di pianificazione. Ecco, da giurista dico che a volte il vero riconoscimento, cioè l'effettività, sia extra norma, non so come dire, quando c'è un riconoscimento sociale, anche se capisco bene che il quadro normativo è una garanzia perché lo rende obbligatorio per tutti, anche quando magari non lo si vuole. Comunque vi ringrazio, veramente è stato un piacere ascoltarvi. Grazie collega Alessia Cozzi, grazie. Altre eventuali curiosità, richieste? No, tieni tranquillo, basta solo ti avvicini qua. Nadia Carestiato, che qualcuno conosce bene. Vi ringrazio molto entrambi per quanto ci avete, insomma, per tutti gli aspetti che avete toccato. Uno in particolare che in qualche modo forse si lega a questo ultimo scambio, grazie alla domanda posta da Alessia Ottavia Cotti, è quello che riguarda la formazione e la didattica. Uso entrambi i termini che ha citato prima Massimo De Marchi, parlando delle esperienze che sta portando avanti e di quanto sia fondamentale appunto nel momento in cui si parla di partecipazione volontaria, quanto è importante appunto il ruolo che può avere anche l'università, ma non solo l'università, nell'informare, nel formare in questo caso persone capaci e consapevoli poi di avere voce e di avere peso, e quindi non solo di partecipare in maniera volontaria, ma nel momento in cui vengono attivati dei processi. E in questo caso penso all'esperienza portata da Federica Burini e l'utilizzo poi di una strumentazione della tecnologia appunto a favore della partecipazione, l'essere o meno preparati su questi aspetti poi può creare dei limiti alla partecipazione o delle inibizioni magari a fronte di una volontà di partecipare ma di una incapacità o di un'insicurezza nel rendersi. Quindi volevo chiedere a entrambi appunto come questo magari può essere portato avanti dall'università o da chi comunque ha a che fare con l'insegnamento, o come eventualmente anche le amministrazioni locali possano favorire questi processi, ma insomma siete accademici e quindi magari stiamo dentro l'ambito universitario. Grazie ancora, grazie. Grazie della domanda. Vado io, Massimo, vai tu. Vai tu Federica, perché questo è un domandone, quindi ti lascio. Domandone, inizio io allora. Però vedo che è bellissimo perché siamo molto complementari, quindi guarda. Sì. Come dici tu, alla fine non devo dirlo io, quindi sono contento di diversa. No, dopo tu aggiungi o correggi. Allora, innanzitutto grazie di questa domanda, Nadia, perché la prima domanda che faccio ai miei studenti della triennale e della magistrale, dove alla triennale insegno governance territoriale e partecipazione e alla magistrale sistemi e tecniche di partecipazione urbana. La prima domanda che faccio agli studenti è: a quali processi partecipativi, a quelli che abitano a Bergamo, a quali processi partecipativi condotti negli ultimi 10 anni avete partecipato? La risposta è nulla. Quindi già lì io capisco che c'è un sacco di lavoro da fare. Allora, quello che abbiamo deciso è che ogni volta che attuiamo un processo partecipativo, se lo attuiamo noi, coinvolgiamo le scuole, almeno le scuole secondarie di secondo livello. Perché? Perché ci siamo resi conto che potrebbe essere il nostro ruolo di accademici utile come public engagement anche nella formazione secondaria per attivare quel processo lento per cui appunto arriveremo forse tra 10 anni ad avere dei frutti, perché proprio non si sa nulla, ma non si sa nulla di niente, quindi non si sa nulla né di conoscenza di cultura dei luoghi, quindi anche questo è un elemento che al di là della partecipazione o meno è un problema forte, cioè che i ragazzi non conoscono il perché dei luoghi, la denominazione, il senso dei luoghi, quindi io capisco che c'è bisogno di fare una geografia della cultura dei luoghi, appunto. B, che c'è bisogno di attivare subito nei ragazzi una responsabilità civica
un interesse alla partecipazione di ciò che avviene nei luoghi in cui vivono e questo può avvenire, secondo me, solo se loro hanno in mente dove vivono, quali sono i problemi del territorio, chi abita nel loro territorio, che spesso sono questioni che loro proprio non hanno neanche idea di chi abita nel territorio e di che cosa è stato quel territorio prima e che cosa sarà in futuro, quali progetti sono in atto. Quindi c'è molto bisogno di fare formazione e io penso che anche qui abbiamo una responsabilità forte noi gruppo di geografi, perché forse possiamo innanzitutto lavorare sulla cultura dei luoghi e in secondo luogo possiamo coinvolgere non solo i nostri studenti, ma anche gli studenti delle altre scuole, anche i più piccoli, in processi di partecipazione, ovviamente con metodi e strumenti diversi, ma per accompagnare questo processo di conoscenza della partecipazione. Penso che sia importantissimo. Dopodiché, una volta che finisco il corso, tutti mi dicono: professoressa, vengo al prossimo processo partecipativo, perché si animano, perché capisco che vogliono dire la loro, vogliono partecipare. Quindi è un bel risultato questo, cioè vuol dire che abbiamo speranza, almeno questo possiamo dire. Grazie Federica. Massimo, volevi aggiungere qualcosa? Io aggiungo qualcosa e allora il ruolo che noi possiamo avere nella nostra didattica dei nostri insegnamenti, l'ha già spiegato e mi trovo d'accordo. Quello che possiamo fare all'università è, considerando la complessità della macchina, fare anche altre cose. Io penso, voi a Udine adesso avete questo ciclo di seminari, no? Ma la cosa che noi possiamo fare, io per esempio, quando ho attivato il master di secondo livello, ho messo un indirizzo per partecipazione. Io so che se avessi aperto un master sulla partecipazione non ci sarebbe venuto nessuno, perché poi bisogna anche saperle queste cose, cioè nel senso che tu proponi, non è messa dentro la partecipazione, dentro una cosa che riguarda i GIS tecnologie, magari qualcuno ci arriva. Quindi ecco, poi altra questione. Laurea magistrale internazionale che sto coordinando, all'interno abbiamo un corso di GIS partecipativo, abbiamo un corso di transformative learning e processi partecipati. Quindi noi abbiamo varie responsabilità come geografi e docenti, cioè dal fare lezione quotidianamente al mettere in piedi i treni che corrono, possono essere i master, le lauree, i diversi percorsi formativi, e poi l'altro aspetto fondamentale, tutto quello che riguarda i processi attivi di cittadinanza nei quali possiamo partecipare, che possono andare dalla consulenza, modello esperienza che ci ha presentato la professoressa Burini, per esempio, a invece rapporti diretti con le amministrazioni o altre iniziative. Per cui diciamo che le carte da giocare che abbiamo sono tantissime. Il tema centrale di tutte queste carte è che purtroppo siamo uno, anche se abitiamo a Padova e c'è Sant'Antonio che aveva la bilocuità, questa roba non la danno i docenti universitari e quindi noi dobbiamo poi, per esempio abbiamo recentemente scritto un articolo sul verde pubblico a Padova. Per fortuna Francesca Peroni, la dottoranda che sta completando la sua ricerca, ha dedicato giornate di lavoro a contattare associazioni, commissioni consigliari, eccetera, per presentare questo lavoro. Allora, questo lavoro è importantissimo, però richiede tempo ed energia. Allora, io credo che noi le idee le abbiamo tutte, sappiamo anche come si deve fare, poi dobbiamo fare i conti con diciamo la limitazione legata alle varie cose che dobbiamo fare. Però io credo che possibilità ne abbiamo tantissime. Come dice Francesca, vado in aula e gli chiedo anche processo, io valutazione di impatto ambientale, chiedo bene, qual è il progetto in fase di valutazione? Adesso non sanno normalmente che c'è un sito della regione dove vengono caricati i progetti in fase di valutazione, ma va benissimo, siamo qui per insegnarlo, ma soprattutto a me piace sapere che queste cose potremmo e alle volte cerchiamo di mettere in moto con varie realtà della società civile, l'associazionismo, le amministrazioni pubbliche, eccetera. Credo che questo sia un po' la partita che dobbiamo giocarci, insomma, che possiamo giocarci, ecco. Ed è una partita abbastanza ampia. Grazie Massimo. C'è qualche altra richiesta, qualche altra curiosità? Per la domanda? Posso io? Da casa? Nessuno? Assolutamente. Allora mi autorizzo a fare un'ultima riflessione, farlo agli esperti da non esperto in qualche modo. Prima Federica parlava
della partecipazione l'ha divisa in due grossi gruppi, no? Quella attiva e quella passiva, quella diciamo più consapevole, quella che uno magari non sa nemmeno di partecipare ma viene mappato da qualcun altro in qualche modo dall'esterno. E tra le due modalità di attiva metteva volontaria e sollecitata. Allora uno immagina sotto volontario che ci sia, come dire, un livello più alto, nel senso che uno si mette in gioco. In realtà l'esempio poteva essere OpenStreetMap o altri di forme che però sono individuali, sono un po' senza momenti magari di condivisione, di negoziazione, mentre la forma sollecitata però può presumere anche poi spesso un contributo collettivo e dunque delle forme di reale coinvolgimento o perlomeno che qualcuno si mette in gioco, si relaziona con gli altri e cresce forse in termini di cittadinanza all'interno di una collettività. Cioè io ho questo dubbio e dunque chiedo una riflessione vostra proprio relativamente a questo binomio tra volontario ma individuale e invece forma collettiva anche, vero? Di partecipazione, elemento collettivo. Grazie. Grazie Andrea della domanda, molto pertinente. È l'ultima. Sì. Prometto che è l'ultima. No, ma a me interessa, per cui ti rispondo subito. Allora, è vero, nel senso che ci immagineremmo che la versione di partecipazione volontaria sia la più alta e quindi di conseguenza sia migliore di quella sollecitata. Ma come vi dicevo prima, innanzitutto non li ho messi in ordine gerarchico, ma li ho messi in ordine orizzontale e sono due forme di partecipazione attiva. Tra l'altro ci sono delle forme bellissime che integrano quella volontaria e quella sollecitata. Non so se conoscete un'esperienza, che magari la prossima volta che veniamo possiamo parlare di questo, del crisis mapping, cioè di quelle iniziative di mappatura volontaria che nascono nel web in relazione ad eventi catastrofici. Conoscete in sala? Sì, perché se li conoscete non ne sappiamo che esiste, non abbiamo partecipato direttamente. Va bene. Perché sono interessanti? Perché mettono insieme proprio nel processo di cartografico, è quello che mi interessa di più, tipologie di utenti diversi che vanno dal informatico che ha l'idea di attivare subito il progetto di crisis mapping nel momento in cui c'è il terremoto di Haiti. Le persone che abitano ad Haiti e che con i loro cellulari mandano messaggi alla piattaforma e poi attraverso degli algoritmi il messaggio viene trasformato in informazione geolocalizzata, georiferita. Poi ci sono degli intermediari che parlano creolo, che si trovano vicino accanto all'MIT con coloro che stanno sviluppando il software e il sistema, che però conoscendo il territorio di Haiti, quindi hanno quella cultura dei luoghi che non hanno gli informatici dell'MIT, aiutano gli informatici a geolocalizzare al meglio, a trasferire al meglio in inglese le informazioni sulla mappa. Poi ci sono tutte le squadre operative come si chiamano, degli Stati Uniti, vabbè, comunque la grande forza militare statunitense che deve intervenire, che non ha più le carte aggiornate perché sono saltati i ponti, non ci sono più le strade e quindi non sanno come muoversi, ma usano il crisis mapping generato dagli operatori dell'MIT insieme alle informazioni degli abitanti per intervenire ad andare a risolvere i problemi sul territorio. Cioè non è questa una forma meravigliosa di collaborazione volontaria e sollecitata che produce utilità e bene comune in un momento di crisi? Allora tutto questo è possibile, certo grazie alle tecnologie, ma anche grazie alla conoscenza e alla competenza dei luoghi che ci sono in quelle persone che in modo volontario aiutano queste squadre di cartografi digitali a rendere al meglio l'informazione all'interno della mappa. Quindi è vero che a volte l'informazione sollecitata crea coinvolgimento, gruppo e condivisione, ma spesso anche quella volontaria può creare coinvolgimento, gruppo e condivisione di un progetto comune. Per esempio, il crisis mapping è un esempio altissimo di questo tipo, secondo me. Questa è la mia... Non so se Grazie Federica di questo chiarimento, di questo approfondimento. Bene. Ci sono molti esempi
dove la partecipazione volontaria è partecipazione di gruppo collettiva. Per esempio tutte le mappature indigene, per esempio, sono volontarie perché nascono dal basso, rivendicano dei diritti, ma sono attività di gruppo, addirittura di nazione indigena, quindi in realtà la tipologia ci dice, cioè, una tipologia molto generica dove dentro possiamo trovare di tutto. E poi dipende molto dalla dimensione culturale. Se tendenzialmente nel nord globale la fruizione di un device è una fruizione individuale, nel sud globale spesso non è così. Cioè, ricordo ancora nel 2001 ero in Burkina Faso e ricordo che in un villaggio era arrivato internet e ricordo gruppi di 7-8 ragazzi che chattavano sullo stesso computer con altri 7-8 che erano dall'altra parte, chissà in quale altro villaggio. Quindi in realtà il fatto che sia una macchina o un software o una schermata a dialogare, non sai quante persone poi c'è dall'altra parte, quindi credo che dipenda molto dalle dimensioni culturali, dal tipo di questione in gioco, eccetera. Penso anche a quelle forme di mappatura partecipata non legate a decisioni ma al tempo libero, per esempio quelli che condividono i percorsi in bicicletta, che poi si incontrano, eccetera, che sono forme di intelligenza collettiva dove ci si dà delle informazioni, insomma, credo quindi che il fenomeno sia molto variabile, ecco, e che la dimensione individuale in realtà sia una delle potenziali forme, ma siano estremamente variabili, ecco. Grazie veramente a entrambi. Allora io direi che ci lasciamo così, ringraziando i due relatori per notevoli spunti di riflessione, oltre che informazioni significative, approfondimenti su questi aspetti che per loro magari è un pane quotidiano, per altri no, per cui ne usciamo sicuramente più arricchiti. E ricordo che Divagando continua, divaga ancora il venerdì 3 dicembre in aula 2 per chi sarà qui e a distanza. Parleremo invece di grandi eventi sportivi e paesaggi fragili, le Olimpiadi di Milano Cortina, e avremo con noi Monica Morazzoni dell'Università IUM di Milano e Andrea Omizzolo dell'Eurac Research di Bolzano, sempre con l'idea di mettere anche dialogo tra di loro, non solo geografi, ma anche persone che vengono da contesti diversi e che hanno percorsi anche di studio e di ricerca diversificati. Per cui buona serata a tutti e grazie Federica. Ciao a tutti. Grazie a voi. Grazie Massimo.